Buonasera a tutti dal gruppo Proloco di Polilatino. Siamo onorati e felici del nostro presidente, anzi del vostro presidente Antonio, che ci ha voluto qui anche quest'anno dopo il 2013, che abbiamo avuto una bellissima esperienza e collaborazione col circolo Quattro Muri di Livorno. E allora oggi siamo qui nuovamente. Il nostro amico Antonio, al quale ringraziamo veramente di cuore per averci voluto quest'anno qui con voi, e speriamo di avere il successo che abbiamo avuto qualche anno fa, che credo che qualche anno fa abbiamo fatto un po' di gazzosa, chiamiamola così come noi diciamo in Sardegna, un po' di gazzosa, e è piaciuta, diciamo, questa gazzosa. Noi abbiamo voluto omaggiare il circolo dei sardi, anche Anna, se si avvicina anche Anna mi fa piacere. Venga Anna, venga. Vicepresidente vicaria del circolo dell'Associazione Culturale Sarda Quattro Muri di Livorno, che è importantissima non solo per tutto il lavoro che svolge dietro per la nostra presenza qua, ma soprattutto per i pranzi che ci fa lei a casa sua, deliziosi, quindi è una grande persona. Adesso io a te do la targa ricordo, come giustamente non mi devi dare niente tu, siamo noi che offriamo. Qualcuno va a prenderla per cortesia? Oh bella signorina, bella sarda, sarda puro sangue. Allora, questo è un regalo per Antonio, per la sua gentilezza, e questo è un omaggio per ricordarci negli anni a venire della nostra presenza qua. Perché non volete tornare più? No, vogliamo tornare, voi ci invitate, noi torniamo, stai tranquilla. Basta avere, speriamo che la gente rimanga contenta della nostra esibizione, se no... No, tranquilla, noi faremo sicuro, quello che sappiamo fare lo sappiamo, ballare sappiamo ballare, questo è poco ma sicuro. Poi sicuramente come l'altra volta vi coinvolgeremo a ballare con noi, non è che state lì a... giusto? Non è che state lì a guardare pausetto di tanto in tanto e finisce, no, bisogna ballare e sudare come sudiamo noi, perché ballare il ballo sardo è un piacere, quindi se voi entrate, anche se non sapete ballare, vi insegniamo noi, le ragazze e i ragazzi sono a vostra disposizione, quindi ci fa piacere se ci accompagnate dopo, però adesso facciamo 2 balletti e poi cercheremo di coinvolgere voi a fare un ballo facilissimo che in 5 minuti imparerete tutti. Quindi ringraziamo di nuovo Antonio e Anna, ci vediamo più tardi.
Se volete unirvi, alzatevi ragazzi, su. Andiamo? Dai, su. Dai ragazzi, forza. Dai, che è semplicissimo. Allargate il cerchio, allargatelo di qua, dai, che c'è spazio qua, allargate.
Bravissimi tutti! Bene, 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 bene! Fermi tutti, che nessuno si muova, fermi tutti! Allora... Proprio azzeccato il micro. Allora, adesso facciamo un altro balletto, molto semplice, guardate qua, passo d'orrao, battere, 1, calma, guarda, 2, 3, 4, 1, calcio al pallone, 2, 3, 4, tira non si rompe. Provami su passo d'orrao, adesso ve la faccio vedere, semplicissimo, Calcio, vai! Facciamo 5 passi in avanti e un inchino, semplicissimo, guardate qua. Guarda. Bravi ballerini abbiamo in pista, un applauso ai ballerini. Bravissimi, complimenti. Bene.
Adesso ci riposiamo un attimo, anche voi, poi riprendiamo adesso Giuliano, il grandissimo Giuliano, ci farà alcuni pezzi del suo...